un saluto e una benedizione a questa giornata. Certo, la benedizione a quest'opera è stato un gesto doveroso nei confronti di queste comunità che sono state colpite e che hanno reagito. A queste comunità e a tutta la comunità, perché è stato un segno di lavoro unitario, di sostegno reciproco che dovrebbe accompagnare sempre la vita delle nostre comunità. La tanta gente testimonia anche l'impegno che c'è stato. L'impegno e l'attenzione, per questo dicevo, è un segno del ritrovarsi a affrontare insieme queste difficoltà e quindi si è visto come tutto questo favorisca il superarle anche rapidamente, oltre che con efficienza.